6.036 posti liberi in ospedale, quelli che restano dei 13.820 che rappresentano la dotazione del Veneto. Numeri che comprendono pazienti Covid più di 3.000 e pazienti ordinari. La pressione è sempre più forte negli ospedali e il personale sempre più fiaccato psicologicamente e fisicamente. La percentuale sui positivi, sulle persone scolasticate positive sta un po' diminuendo, quindi se la settimana scorsa vi ho detto che 1 su 200 andava in terapia intensiva, oggi la fotografia è di 1 su 250, che ci sta con il fatto che probabilmente peschiamo più positivi e quindi la percentuale di quelli che entrano in terapia intensiva è un pochino minore, peschiamo più positivi asintomatici. La novità rispetto a marzo è che abbiamo pazienti più gravi in terapia intensiva, perché a marzo la percentuale di subintensiva era molto bassa. Oggi invece chi arriva in terapia intensiva ha un quadro mediamente più grave e questo spiega anche una mortalità più alta. Sulla mortalità il 10% ha meno di 70 anni, gli altri ne hanno di più. Però torniamo al solito discorso che le percentuali basse di numeri alti fanno numeri alti e allora il 10% può sembrare poco, ma il 10% di 5.000 fa 500 morti. Quindi 500 persone con meno di 70 anni sono morte per coronavirus e moltissimi non avevano comorbidità note, quindi erano persone in perfetta salute. Altro cambiamento rispetto a marzo, il periodo. Mentre a marzo abbiamo avuto un picco che ha portato rapidamente all'aumento dei ricoveri, qui abbiamo avuto un'ascesa molto più lenta. La differenza è che mentre fino al 31 agosto avevamo ricoverato 848 pazienti in tutto in terapia intensiva, dal 31 agosto a oggi ne abbiamo ricoverati 1436. Qui nella seconda fase abbiamo ricoverato molti più pazienti in terapia intensiva per un periodo molto più lungo. E qui di nuovo voglio sottolineare l'enorme carico di lavoro che questo determina sui medici e sugli infermieri e sugli operatori di terapia intensiva. E quindi di nuovo non siamo fuori dalla situazione critica.